Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori, bentrovati a questo appuntamento settimanale, la nostra conversazione in Autodafè con il professor Fabrizio Pezzani, professore emerito di economia alla Bocconi, che saluto e che ringrazio. Buongiorno, professore. Buongiorno a te Giulio e a tutti gli ascoltatori. Allora, due argomenti in particolare, quelli di cui parleremo oggi, però non posso fare a meno di citare un paio di notizie che sono in primo piano dappertutto. La prima riguarda la Presidente della Commissione europea von der Leyen, era stata presentata per lo scandalo Pfizer, i messaggini cancellati, gli SMS, quella cosa francamente un po' ridicola, per cui decine di miliardi di euro di affari in relazione ai vaccini Pfizer vengono trattati con messaggini SMS poi cancellati dalla Presidente della Commissione. Sulla base di questo, il cosiddetto Pfizer Gate, era stata presentata una mozione di sfiducia che è stata però ampiamente respinta. Fratelli d'Italia non ha partecipato al voto, la Lega invece ha approvato la censura, quindi avrebbe votato per la sfiducia a von der Leyen. Forza Italia ha votato a favore, il PD largamente a favore tranne qualcuno, i 5 Stelle contro. L'altra notizia di primo piano di oggi, questi giorni, insomma tra ieri e oggi, è l'acquisizione di Kellogg's, cornflakes e non solo, da parte dell'italianissima, piemontesissima, ma multinazionale enorme ovviamente, Ferrero, quella della Nutella. Ti lascio un breve commento su queste due questioni del tutto diverse, poi ne Allora, introduciamo altre due, le principali di oggi. la prima, la prima è che è stata votata a larga maggioranza, ma hanno partecipato poco più dei 2/3 degli aventi diritto al voto. Il PD gli altri hanno votato contro la sfiducia, e però questo ha creato una forma di debolezza complessiva, no? Della governance della von der Leyen. La von der Leyen, a mio parere, come ho sempre detto, non era la fedelissima della Merkel, insomma, no? La von der Leyen è stata ministra della difesa anche per conto della Merkel. Non è adatta in questo momento per una serie di motivi legati alla mancanza di creatività, mancanza di pensiero e soprattutto dell'incapacità proprio, no? Di avere una strategia anche nei confronti di questa situazione dei dazi di Trump, no? Noi siamo qui a negoziare una percentuale di 10, a seconda degli alimentari il 17, insomma, no? Cioè il problema non è tanto quello della percentuale di dazi, il problema è legato al fatto che hai a che fare con uno che il giorno dopo si alza e ti dice non va bene il 10, va bene il 20, insomma, no? Quindi di fronte a uno che ogni giorno può cambiare idea. Ha detto una cosa giusta la Ursula von der Leyen, che ha detto dovremmo ripensare alle nostre relazioni con gli Stati Uniti, almeno con gli Stati Uniti di Trump. No, questo è un evidente problema, perché tu non puoi lavorare con uno che ti minaccia con la pistola alla testa, insomma, per cui tu puoi nel breve tempo accettare il fatto per quello che è, ma devi mettere in piedi una strategia per rendere meno distruttiva l'azione di Trump, il quale deve badare evidentemente a un debito pubblico pazzesco, e i dazi sono entrate fiscali che in un qualche modo contribuiscono a ridurre la spesa pubblica. La seconda è un aspetto importante: la Ferrero Sì. acquista la Kellogg, è un'affermazione a livello globale molto forte. La Ferrero si conferma tra i top globali a livello di alimentare per quanto riguarda. Lei aveva fatto altre acquisizioni lo scorso anno, sia per quanto riguarda i gelati, sia per quanto riguarda altre aziende, non è mai stata ferma nel processo di acquisizione, e quindi è un esempio importante per l'Italia. Va tenuto presente a questo proposito che l'export italiano, e quindi anche l'acquisizione di aziende estere, sta diventando una parte importante, tenuto conto che l'Istat ha in questi giorni decretato che la crescita economica
del mese è di 0,1, quindi poco più di zero. Questo è estremamente importante perché c'è comunque un calo dell'attività produttiva e questo minaccia la tenuta dei conti pubblici da settembre alla fine dell'anno. Professore, andiamo adesso ai due argomenti dei quali vorremmo parlare più diffusamente oggi. Il primo è relativo a un rapporto dell'OCSE, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, che raggruppa diversi stati, diciamo, europei, e che è stato abbastanza, diciamo così, poco commentato, mi sembra, però pieno di dati abbastanza interessanti, anzi direi molto interessanti. Che cosa dice questo rapporto dell'Ocse per quanto concerne poi in particolare l'Italia? Entro il 2060 in Italia la popolazione in età di lavoro diminuirà del 34%, una diminuzione molto forte. Questo vorrà dire che ci saranno, in Italia ci sarà un anziano a carico ogni 1,3 persone in età di lavoro rispetto ai 2,4 di oggi. Non è un dimezzamento, ma insomma quasi. L'altro dato che viene fuori molto rilevante è che in Italia a inizio 2025 i salari reali sono diminuiti del 7,5% rispetto a 4 anni prima, al 2021. E ancora un dato, su cui poi lascio, su questi dati poi ti lascio ovviamente il commento. Oltre a questo, in 4 anni, per via dell'inflazione soprattutto, il salario reale degli italiani è sceso mediamente del 7,5%, che mi sembra una decrescita molto rilevante. Ecco, l'altro dato, se hai tra i 25 e i 34 anni, il tuo reddito disponibile equivalente è inferiore del 13,8% rispetto a quello delle persone fra 55 e 64 anni. Questa questione nel 95 era all'opposto, ovvero nel 1995 il reddito dei giovani, delle famiglie giovani, era superiore rispetto a quello dei lavoratori più anziani. Dal 2016 la situazione si è ribaltata fino a tradursi in questa percentuale abbastanza preoccupante, cioè chi ha tra 25 e 34 anni ha un reddito del 14% in meno rispetto ai 55-64 anni. Metto dentro un altro dato, che è un altro dato importante, in positivo. In positivo c'è che l'occupazione è cresciuta, il tasso di occupazione è al 63%, quasi, anche se rimane al di sotto della media dei paesi OCSE che si aggira sul 70%. La disoccupazione dunque è ai minimi storici, 6,5% in Italia, ma siamo al 4,9% di media nei paesi OCSE. E poi l'ultimo dato rilevante sull'invecchiamento della popolazione, questione demografica della quale si parla molto, ma le ricette sono difficili da trovare. Comunque, una conseguenza dell'invecchiamento della popolazione è il rapporto tra il numero delle persone oltre i 65 anni e la popolazione in età lavorativa. Ecco, su base OCSE, cioè su tutti i paesi europei e parte dell'OCSE appunto, i dati sono questi. Nel 1980 il rapporto fra ultra 65 anni e popolazione in età lavorativa era pari al 19%. Nel 2023 è arrivato al 31%. Si prevede che superi il 50%, il 52% nel 2060. Vuol dire che ogni persona in età lavorativa dovrà sostenere, oltre che se stessa, anche la metà del reddito di un pensionato. Ma in alcuni paesi, come l'Italia, si supererà il 70% del reddito, cioè ogni persona dovrà mantenere non solo se stessa, ma anche il 70% del reddito degli ultra 65 anni. Finisco qui perché ho messo forse troppa carne al fuoco, però questo insieme di dati, secondo te, professore, cosa ci dice? Allora, la prima considerazione è che, come diceva Keynes, nel lungo tempo siamo tutti morti, no? E quindi il 2070 è un anno, è un orizzonte temporale molto alto, ma ti dice che la tendenza è in atto, insomma, Mm. no? Quindi al di là del 2070, noi oggi 60 abbiamo per la una verità. tendenza in atto, no? Una tendenza in atto. Allora, la prima considerazione è che in tutti i paesi europei, in particolare anche l'Italia, c'è una decrescita delle nascite, c'è una diminuzione delle nascite e quindi c'è un'età media che si allunga.
Questo fa parte della storia, perché da 2000 anni a questa parte tutte le crisi economiche, in tutte le crisi economiche c'è sempre stata una caduta delle nascite, e quindi c'è sempre stata una caduta dovuta sia al problema delle risorse per sostenere la famiglia, al problema delle risorse. Quindi da questo punto di vista il problema è chiaro che noi oggi abbiamo, come ha per esempio anche la Cina. La Cina ha fatto delle politiche per lo sviluppo della popolazione, in primis, siccome volevano soprattutto maschi, avevano fatto una legge per cui una famiglia non poteva avere più di una figlia femmina, e nel caso avesse avuto una seconda figlia femmina, o avesse avuto l'ipotesi di una seconda figlia femmina, avrebbe dovuto, fra virgolette, abortire. No? E che cosa si è venuto a creare? Si è venuto a creare una diffusione, un aumento molto rilevante dei maschi rispetto alle femmine, e questo, guarda caso, ha creato una diffusione significativa di bambole gonfiabili, no? Quindi la Cina adesso stanno ritornando indietro perché si sono accorti che la scelta di selezionare dalla nascita i maschi e le femmine aveva prodotto un cortocircuito nel rapporto uomo-donna. Noi abbiamo una decrescita delle nascite, e questo vale per tutti i paesi occidentali, quindi la Francia, la Germania e altri, e questo fa parte di un modello di famiglia che è tradizionale, che è andato lentamente scomparendo. Quindi oggi parlare di famiglia è qualcosa di molto diverso di quanto si poteva parlare soltanto 20 anni fa. Quindi l'idea che le coppie convivono ma non si sposano, che avere dei figli è costoso, non è solo un problema di costo, è un problema legato alla rinuncia, cioè avere dei figli comporta la rinuncia a certi benefits che tu puoi pensare di avere, cioè la tua libertà personale, le tue scelte di vita, eccetera. Quindi questo rappresenta un grande problema, e il rilancio della famiglia è sicuramente un elemento fondante per superare il dramma economico, il problema delle ristrettezze economiche. Qui il problema è un problema più complesso, perché sono troppi anni che noi facciamo una politica del giorno dopo, e cioè una politica troppo basata sui sondaggi d'opinione, e se andiamo a vedere i temi che tu hai annunciato, i temi di cui tu hai parlato, hai presentato, quindi la decrescita delle nascite, la diminuzione dei salari reali, la diminuzione della Popolazione in età complessiva lavorativa. della popolazione in età lavorativa, stiamo parlando comunque di valori al lordo dell'inflazione, per cui Sì, in realtà noi abbiamo avuto una riduzione del 7%, ma in presenza di un'inflazione crescente. Per cui se noi avessimo avuto una caduta del 7%, però con un'inflazione pari a zero, sarebbe meno grave di quanto non sia successo in presenza di un'inflazione che è stata vicino al 3%, insomma, no? Poi oggi è difficile, non sappiamo ancora bene quali sono i dati, ma la realtà è questa. Per quanto riguarda le pensioni, l'occupazione, anche questo è un tema importante. È un tema importante perché si tratta di vedere quale tipo di occupazione, perché se noi consideriamo l'occupazione a tempo indeterminato è una cosa, se noi consideriamo l'occupazione a tempo determinato è un'altra cosa. Quindi se l'occupazione, come hanno giocato i numeri con la campagna elettorale di Biden e di Trump, dove consideravano occupati anche quelli che avevano un contratto di 2 mesi. sì. Quindi in realtà, se noi dobbiamo considerare il concetto di occupazione come lo consideravamo 20 anni fa o 30 anni fa, noi parlavamo di occupazione a tempo indeterminato.
Certo. Mio figlio, per esempio, è occupato, è laureato in chimica, ma ha un'occupazione a tempo determinato. E quindi è chiaro che ogni volta che tu arrivi alla scadenza del contratto, tu hai sempre la paura che il contratto non ti venga rinnovato. Sono due cose molto diverse. Quindi quando si parla di occupazione, bisognerebbe dire quanto dell'occupazione a tempo determinato e quanto dell'occupazione a tempo indeterminato. Già. E, E tra e poi l'altro, tra l'altro, professore, proprio questa è una distinzione che ormai invece non si fa più ai fini statistici, no? Per cui uno dice l'occupazione è cresciuta, gli occupati sono tanti, ma quale tipo appunto di occupazione? Questo è un problema da porsi, perché è un problema poi che si riflette su tutto il resto, sulla demografia, sulla crescita demografica, sul livello di vita, sulla diminuzione dei salari reali. Tutte queste cose la politica, insomma, dovrebbe no, affrontarle, no? ma infatti tutti i ragazzi, direi quasi tutti, no? Che hanno sto parlando di laureati, sto parlando di laureati, quasi tutti quelli che hanno un'occupazione o che trovano un'occupazione, questa occupazione è a tempo determinato. Io sono stato in Bocconi per tanti anni Ah, e ho visto questa variazione, cioè allora l'occupazione venivi assunto tu laureati in economia, venivi assunto dalle banche, venivi assunto dalle imprese, venivi assunto dalle società di certificazione e di revisione e molto spesso mm, l'occupazione era vista nel lungo tempo, quindi a sì. tempo indeterminato. Oggi tutti i Ecco, laureati alla prima occupazione hanno un'occupazione a tempo ecco, determinato. professore, tu hai detto Bocconi, Bocconi uguale Milano, no? Certamente è un'università di rilievo non solo italiano o milanese, ma internazionale, è ovvio, però Bocconi è un simbolo di Milano. Ecco, Certo, e facendo questo ragionamento sul tipo di lavoro, io sono nato anch'io in un'epoca nella quale sapevo cos'era il lavoro e il lavoro a tempo indeterminato e l'assunzione e via dicendo. Mi stavi dicendo poco fa, anche da professore della Bocconi, ho visto mutare la natura del lavoro e dei rapporti di c'è. lavoro. Sarebbe interessante fare una ricerca, non so se tu sei concorde, su che tipo di lavoro c'è oggi a Milano, perché io ti dico la verità, non ho capito chi lavora a Milano cosa fa oggi. Quello che ho capito è che c'è sempre più gente in difficoltà economica, però non ho capito quali sono i lavori oggi a Milano, capisci? Cioè, che cosa Sì, produce oggi ma Milano? questo, E quindi per questo non conseguenza cosa riguarda produce il solamente. paese? Mi verrebbe da dire, noi forse l'abbiamo già sfiorato questo tema, una riserva incredibile, però andrebbe valorizzata e potenziata che è il nostro artigianato, la nostra piccola industria, quello per cui l'Italia è anche famosa. Non so se sia una riserva che ancora può dare in termini di sviluppo e lavoro e occupazione, Certo, oppure no. allora, io ho rapporti stretti con la Confartigianato, con la quale ho collaborato anni e collaboro ancora. Dobbiamo ricordare che il 92% degli occupati in Italia è occupato nelle piccole e medie imprese. Quindi guardiamo come sta andando la Fiat, che è la Stellantis in realtà non è più la Fiat, è la Mm, Stellantis, e quindi le grandi aziende automobilistiche stanno vivendo un periodo di grande difficoltà e se noi torniamo indietro, la Fiat a suo tempo era stato il traino dello sviluppo economico e si diceva quello che va bene per la Fiat va bene va anche bene per per il il paese. paese. Adesso non è più così e quindi la vera ricchezza, io ho scritto questa ricerca che avevo fatto sul ruolo dell'artigianato, il valore morale ed economico dell'artigianato Mm, italiano, che ho mm, presentato in un convegno internazionale in Bangladesh, a Dhaka, direi 5 anni fa, 5-6 anni fa, ed è stata considerata, sto parlando dell'artigianato italiano, il valore morale ed economico dell'artigianato italiano. Ho avuto un premio per la migliore relazione fatta a questo convegno in Bangladesh. No? E che cosa rilevavo? Rilevavo che di fatto noi siamo un paese a cui viene attribuita una grande creatività, d'accordo? Ma questa creatività non è casuale, non è che la creatività ti viene perché sei nato da qualche parte o meno, ti viene dal fatto che questo paese ha profonde radici artigiane. Il lavoro artigiano è molto particolare perché comporta una relazione stretta fra occhio, mm. mano
e materia prima, per cui l'artigiano è continuamente in contatto con la materia prima che vede e che cerca di trasformare, no? Noi abbiamo degli artigiani, adesso ti si rompe qualcosa in casa, devi cambiare il pezzo. Una volta c'era l'artigiano che diceva no, lo sistemiamo, possiamo sistemarlo in questo modo, possiamo farlo in questo modo, insomma, no? Quindi l'artigianato in 2000 anni ha dato forma a un pensiero creativo che è unico al mondo. Questo è un aspetto importante. Quindi aiutare le piccole e medie imprese vuol dire ripensare anche alle modalità di finanziamento delle piccole e medie Mm. imprese che in questo momento stanno soffrendo. Quindi prenderei le banche e direi, allora, io sono al governo e mi impegno a favorire i finanziamenti fatti alle piccole e medie imprese artigianali e faccio delle facilitazioni dal punto di vista fiscale per quelli che assumono, come per gli artigiani che assumono dei dipendenti. E quindi, per esempio, li posso esonerare per il 50% dal pagamento dell'IMU. Cioè, sei un artigiano, prendi dei capannoni o hai dei capannoni, tu assumi dei giovani a lavorare, bene, se tu assumi un certo numero di persone a lavorare, io ti decurto l'IMU. È Sì, importante, l'IMU è un'imposta odiosa, no? Io la chiamo imposta usuraia. È un'imposta odiosa perché in realtà continua a tassare il patrimonio immobiliare. E questo vale molto anche per gli artigiani che si trovano a pagare per i capannoni che hanno delle cifre che sì, sono assolutamente inaccettabili. sì. Quindi un intervento del governo sull'IMU per gli artigiani potrebbe essere un elemento di grande facilitazione per il recupero della produttività delle piccole e medie imprese. Insomma, quello lì è il filone che dobbiamo percorrere, tornare È all'economia assolutamente quello. reale. Questo, perché io ti dicevo Economia prima di reale. Milano, ti dicevo prima di Milano, perché io ho la sensazione che Milano viva ormai di un'economia fittizia, fasulla, irreale, non produce più, produce cose immateriali, intangibili, vagamente speculative, poco concrete, per cui è un grande bluff per me in questo momento questa Sì, sì, città. certo, E certo. se lo è Milano vuol dire che rischia tutto il paese. Invece dovremmo recuperare proprio quella tradizione lì che ci ancora per terra, ci mette coi piedi per terra. Questo è un tema molto interessante, professore, e lo svilupperemo ancora. L'altro argomento, perché il tempo scorre implacabile, l'altro argomento del quale volevamo parlare oggi è un argomento del quale pure tu sei molto esperto, hai studiato molto questo argomento, che è quello del federalismo, in particolare del federalismo fiscale. Allora, facciamo riferimento a un dato di cronaca. L'altro giorno il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti è stato ascoltato dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che esiste ormai da tanti anni. Nel frattempo sono state intraprese anche azioni di governo per portare all'attuazione del federalismo fiscale, come ben sappiamo, lo faccio corta, vanno definiti i cosiddetti livelli essenziali delle prestazioni, bisogna garantire una certa unanimità, meglio, più che unanimità, chiedo scusa, una certa uniformità di prestazioni a livello complessivo sulle materie di fondamentale interesse civile e sociale, insomma, sulle questioni come la sanità, la scuola e via dicendo, per tutta l'Italia. Dopo che sarà stato fatto questo lavoro di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, si potrà, diciamo così, intraprendere la strada del federalismo fiscale. Per farla corta, il ministro Giorgetti ha detto che questa strada è molto complessa, un obiettivo molto complesso, sarà molto difficile da realizzare. Nel frattempo cosa facciamo? Ha detto Giorgetti. Cerchiamo di dare ossigeno ai comuni, agli enti locali, con un nuovo ente, una specie di Equitalia per la riscossione delle tasse locali, cioè un nuovo ente dedicato esclusivamente al recupero di tributi come l'IMU che tu citavi poco fa e la Tari, no? Per dare ossigeno almeno finanziario ai comuni che devono recuperare, mi sembra, 25 miliardi di euro, non è tantissimo, però insomma serve che si crei una nuova struttura. Nonostante l'affidamento all'Agenzia delle Entrate possa risultare vantaggioso per i comuni, ha detto Giorgetti, non si osserva negli anni un incremento della riscossione. Quindi lasciamo perdere per un certo verso il discorso federalismo fiscale perché è un po' troppo complicato per il momento raggiungerlo. Cominciamo a portare a casa dei soldi incagliati, diciamo, a recuperare i tributi. Che ne pensi? Come la vedi tu questa? Allora, io sono persino irritanti queste considerazioni, perché io nel 2008 avevo scritto un libro, Il patto di lucidità,
con la copertina che era stata rappresentata con un giallo bifronte, no? In cui uno Sì, guardava il paese reale e l'altro guardava il paese istituzionale, e dove sostenevo che il federalismo è connaturato a questo paese. Non sì, c'è santo che tenga, perché tu non puoi gestire Milano come gestisci Napoli, non puoi gestire il Veneto come gestisci la Puglia, la Calabria e la Sicilia. E quindi è evidente che per un problema di condizioni meteorologiche, condizioni di vita, condizioni storiche, essere stati governati dai Borboni o essere stati governati dagli Asburgo e dai Savoia, portano a considerazioni culturali profondamente diverse. Quando venne votata la Repubblica, il Sud votò monarchia. Quindi non è hanno fatto male o bene, ma hanno una cultura storica. Quindi il problema dell'IMU è un problema micidiale. Io sono stato presidente del collegio dei revisori del Comune di Milano quando è stata introdotta l'IMU. Ora, la gente deve sapere che il 50% dell'IMU, imposta straordinaria che venne fatta dal governo Monti nel 2012-2013, e la metà dell'IMU va a finire direttamente nelle casse pubbliche nazionali. Per cui io che cosa ho visto nel Comune di Milano? Che gli introiti che il comune percepiva dall'ICI erano erano superiori a quelli che percepivano sì, dall'IMU, perché l'IMU è una tassa che il comune prende solo per il 50%, l'IMU non è che va tutto a carico del comune, il 50% della tassa IMU finisce nelle casse pubbliche, quindi è evidente che c'è un problema di gestione delle risorse, e qui apriamo un altro punto estremamente difficile. sì. Sono anni che noi parliamo di ridurre il debito, ma non ce la facciamo. No? È evidente che la riduzione del debito è un problema politico, perché ridurre il debito vuol dire rinunciare a del consenso politico che io catturo attraverso un'espansione della spesa corrente e del debito pubblico. Quindi l'IMU in realtà non puoi pensare che tutti gli anni cresca, perché l'IMU cresce in virtù del fatto che crescano le immobili, vuol dire che crescano le nuove immobilizzazioni, che cresce la produzione industriale. Ma se questa non cresce più di tanto, l'IMU non è che possa crescere ogni anno. Se cresce ogni anno può crescere per il tasso di inflazione, ma l'aliquota è sempre quella. Quindi tu, a parità, una volta che hai censito gli immobili, il problema è l'IMU è una tassa che copre l'immobile. Se aumentano gli immobili, non è che gli immobili aumentano il 5% ogni anno nei vari paesi, nelle varie regioni. Quindi la tassa IMU è una tassa fissa sostanzialmente che colpisce le abitazioni esistenti. Quindi tu devi fare un censimento delle abitazioni esistenti. Allora, le ho viste, io queste cose le ho viste, maledizioni. Io ho visto dell'IMU di paesi nella Sicilia, in Sicilia, ho visto dell'IMU che erano un decimo di quello che avrebbero dovuto essere. Io ho visto dei comuni dove gli abitanti dichiarati erano 3.000, in realtà erano 25.000, perché le case non erano censite, perché non erano accatastate. Allora fa prima una riforma del Mm, catasto e mm. vai a vedere quante abitazioni sono censite regolari e quanto non lo sono, perché questa gente non paga l'IMU. Senti, ma Quindi è cosa ti inutile pare che di tu venga a questa... dire. Ecco, a proposito di pagare l'IMU e le varie tasse comunali, cosa ti sembra di questa idea di una nuova agenzia per la riscossione, gestita in questo caso dall'ANCI, dall'Associazione dei Comuni, quindi una specie di Equitalia, ma in realtà a livello comunale, una nuova agenzia Allora, per la riscossione? io sono stato chiamato in Bocconi nel 1993-94 ad occuparmi specificatamente dei sistemi di programmazione e controllo di gestione nella pubblica amministrazione. Per 8-9 anni io sono stato l'unico professore in Italia a insegnare questa materia. E per quanto dicessi dobbiamo aumentare il livello di controllo, dobbiamo aumentare il controllo, che cosa ho visto? Io in questi anni sono stato come una sorta di Don Chisciotte, sostanzialmente, no? Un nemo profeta in patria. Tutte le volte che c'era un problema, che cosa pensavi di fare? Nuove imposte, aumentare le imposte precedenti
o fare un nuovo organo di controllo. Sì, Se sì. noi andiamo a vedere in un comune, abbiamo una moltiplicazione di organi di controllo, abbiamo la Corte dei Conti, adesso ne facciamo un altro. Ma fai funzionare quelli che ci sono, maledizione, ma perché devi andare a fare continuamente dei Sembrerebbe nuovi organi? logico. Nei 10 non controllano nessuno, insomma, no? E questo lo dico per esperienza personale perché l'ho vissuto io in prima persona, quindi lo so quello che dico. Allora, è del tutto evidente che tu devi far funzionare quelli che ci sono, non puoi fare dei nuovi organi di controllo che si devono confrontare con gli altri, si devono verificare con gli altri, cosa fai tu e cosa faccio io, e Mm. fare un casino della miseria. Ecco, sei Allora, stato o ci sintetico e mettiamo in testa chiaro. queste cose, Ecco, sei stato molto sintetico o e altrimenti chiaro. continuiamo a spararci in testa. Vabbè, cioè giriamo intorno e percorriamo sempre la stessa strada, perché tu hai Sì, è parlato del così, cioè è 93, così. Tu hai, dal hai 93 in 8 avanti. in un comune hai 5-6 Mm, in mm. 5-6 organi di Ne controllo. avremo già E cosa te abbastanza, ne fai? diciamo. Ma ne avremo Mm. già abbastanza. Allora, professore, noi L'importante è dobbiamo che facciano il loro lavoro. già, dobbiamo salutarci qui solo per questioni di tempo, ma penso che sia stata una chiacchierata molto interessante e utile. Io ti Reciproco, ringrazio. reciproco. Ti Un ringrazio po' come al solito. irritante per certi aspetti. Certo, però insomma, Ok, abbiamo messo qualche puntino sulle i. Grazie al professor Fabrizio Pezzani e un saluto a tutti coloro che ci grazie a hanno te Giulio e a seguito. tutti gli ascoltatori. Avete ascoltato